Dopo gli arresti alla Mantovani per i fondi neri, ora gli investigatori puntano sugli enti pubblici veneziani, nel mirino Veneto Strade e altre. Come sempre molte sorprese spulciando le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. Paniz e Ghedini guadagnano più di molti. Una notte roboante a Caselle di Santa Maria di Sala, dove è stata ripescata l'antica usanza pagana del battimarzo per salutare la primavera. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Finanzieri al lavoro sul materiale trovato durante le perquisizioni scattate ieri in seguito all'arresto dei vertici della Mantovani e dell'ex segretaria di Galan, Claudia Minutillo, e di William Colombelli, il creatore dei fondi neri creati con la società di San Marino. Scovata la somma che è stata sottratta al fisco, ora inizia la seconda fase dell'inchiesta, quella più difficile, in cui si dovrà capire dov'è finito il denaro trasformato in moneta sonante. E gli investigatori contano anche su possibili confessioni dei 4 arrestati. Intanto l'inchiesta è destinata ad allargarsi anche ad altre società veneziane. Ieri mattina è stata perquisita anche la sede di Veneto Strade, controllata dalla Regione Veneto e fondata e presieduta da Marino Zorzato dal 2001 al 2004. E proprio oggi, durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, il vicepresidente della Giunta regionale del Veneto, appunto Marino Zorzato, ha invocato trasparenza, trasparenza e ancora trasparenza. L'aspetto amministrativo possiamo dirlo concluso per quanto riguarda la Mantovani. Ovviamente bisognerà vedere le ulteriori società che hanno utilizzato queste fatture. Questo sì, è tutto ancora da sviluppare. Venezia sotto shock per l'inchiesta sui fondi neri del gruppo Mantovani. Sono concentrate soprattutto in Laguna le società che assieme alla Mantovani hanno effettuato bonifici alla BMC Broker, la società sammarinese che secondo la Polizia Tributaria di Venezia non era in grado di vendere nulla e le consulenze fornite in cambio di parcelle anche da €1 milione erano tutte inconsistenti rispetto alle richieste. Erano consulenze molto complesse, tecniche, che richiedono opere di ingegneria, di architettura, richiedono delle professionalità che la BMC Broker assolutamente non aveva. Oltre al gruppo Mantovani, che dal 2005 ha pagato alla BMC Broker €8.900.000, i finanzieri nel bilancio della società hanno trovato pagamenti di Veneto Strade per €2.100.000. C'è anche il Consorzio Venezia Nuova, ha pagato €414.000. Poi la società del Passante di Mestre, che ha versato €182.000. E l'autorità portuale veneziana, €141.000. Tesis, €85.000. E infine Veneto Acque, €30.000. Per uscire dai confini veneziani va citata poi Adria Infrastrutture, la società di cui è amministratrice l'ex segretaria di Giancarlo Galan, Claudia Minutillo, che ha versato la bellezza di €1.800.000. L'inchiesta ha suscitato molte reazioni e anche la preoccupazione che ora i grandi cantieri subiscano una battuta d'arresto come il Mose. A Cafarsetti il sindaco Giorgio Orsoni si è però dichiarato fiducioso circa la continuazione dei lavori. Invece il comitato Mirafuori del comune, che da sempre osteggia la realizzazione di Veneto City, del polo logistico, della camionabile e della Romea commerciale, ha attaccato in un comunicato le forze politiche che sostengono questi progetti. L'inchiesta, hanno scritto i militanti del comitato, svela in modo inequivocabile quali siano le reali motivazioni che stanno dietro i progetti in programma in Riviera del Brenta. Una comunicazione anche forse un po' sibillina, che però insomma vuole accusare il mondo politico di aver messo in piedi un sistema, e comunque poi si vedrà appunto se gli investigatori riusciranno davvero a scoprire qualcosa del genere. E torniamo a parlare di Mose. Sono arrivate in laguna, le vedete nelle immagini, le prime 2 paratoie della diga mobile. Partite da Monfalcone, dove sono state costruite, hanno attraversato la bocca di porto di Malamocco e sono approdate a Marghera. Si è trattato di un trasferimento faraonico. Si tratta delle paratoie per la barriera di Lido Treporti, ciascuna pesa 170 tonnellate. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio verranno installate 4 paratoie nella base, già nel fondale dal settembre scorso. A maggio potranno essere messe in funzione per le prove in bianco. La barriera sarà completata per il 2016, salvo intoppi. E intanto la Commissione di salvaguardia ha bocciato il raddoppio del canale dei Petroli e dunque per potenziare il porto non rimane l'unica via del terminal d'Altura.
La commissione di salvaguardia ha bocciato l'escavo del canale dei Petroli. Il magistrato alle acque aveva presentato un progetto che prevedeva il raddoppio del canale Malamocco-Marghera e l'aumento della sua profondità fino a 12 metri. Una voragine per la laguna che avrebbe fatto entrare una mole spaventosa d'acqua, mettendo a rischio il fragile equilibrio tra il mare e la conca dove è sorta Venezia. La salvaguardia si è appellata al piano generale degli interventi che è legge e che prevede una riduzione dell'impatto del canale dei Petroli e non un suo potenziamento. Inoltre l'organismo nato per tutelare la laguna ha ricordato al magistrato che ci sono anche le norme del PALAV, ossia il piano ambientale della laguna veneta, le cui previsioni sono perfettamente in linea con le leggi vigenti. Il magistrato alle acque ha chiesto l'ampliamento in previsione dell'aumento dei traffici crocieristici e merci. Un alto là quello della salvaguardia che boccia un potenziamento del porto e sembra più in sintonia con la costruzione del terminal d'altura. E anche oggi non ci sono state risparmiate brutte notizie sul fronte economico. Abbiamo saputo che il PIL nel 2012 è calato del 2,4%. Il debito pubblico è ai massimi storici, 127%. Diciamo che è l'unico a cui importi dello spread. E nel Veneto ogni giorno chiudono 10 negozi, una situazione che forse spingerà i partiti a formare un nuovo governo di larghe intese quanto prima. Vendite in calo e crollo di consumi nel Veneto. Il 2012 è stato un anno duro per i negozianti veneti. Ben 4.200 negozi hanno chiuso serranda, oltre 10 al giorno, e non hanno aiutato i tentativi di rilancio con le aperture domenicali e le liberalizzazioni degli orari, che non hanno sortito effetti positivi sulle vendite. Così il commercio al dettaglio regionale ha chiuso il 2012, registrando nell'ultimo trimestre un pesante peggioramento dei dati di vendita, che calano quasi dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2011. Sono i dati rilevati da un'inchiesta svolta da Veneto Congiuntura, che ha interessato un campione di quasi 1.200 imprese venete. L'anno passato ha visto la crisi economica dilagare in tutti i settori commerciali, ma è proprio la vendita al minuto ad essere stata la vittima principale. In particolare a soffrire è il commercio dei prodotti non alimentari, con un calo dell'8,4% in meno, seguito dai supermercati e ipermercati che registrano quasi l'8% in meno di vendite. Situazione leggermente migliore per i prodotti alimentari, che comunque presentano una contrazione di vendita che si aggira attorno al 6%. Le brutte notizie non sono finite, perché al calo delle vendite si è unito nel quarto trimestre del 2012 un calo più generale degli ordinativi, che ha colpito in primis la grande distribuzione, affiancato ad un conseguente calo di occupazione nel settore. Il minor potere d'acquisto delle famiglie e il continuo aumento dei prezzi, cresciuti dello 0,2%, hanno contribuito a rendere il quadro allarmante e nemmeno le feste natalizie, come ha dichiarato il presidente di Unioncamere del Veneto Alessandro Bianchi, sono riusciti a dare respiro ai negozianti. E ora andiamo a fare i conti in tasca dei parlamentari veneziani e non veneziani, appena usciti dalla vecchia legislatura. Tiziano Treu, senatore del PD in vetta con 500.000 euro e qualche spicciolo, è il parlamentare veneziano più ricco, seguito a distanza da Renato Brunetta, che ha dichiarato oltre 260.000 euro. È quanto emerge dalla classifica dei redditi del 2011 dei parlamentari veneziani, che però rivela, a parte queste due eccezioni, un reddito medio tra i parlamentari superiore ai 100.000 euro ed inferiore ai 200.000. Rodolfo Viola, ad esempio, a Fondovalle ha guadagnato solo, si fa per dire, 111.000 euro. Redditi che nella graduatoria nazionale si collocano decisamente più verso il basso che non verso l'alto, dove troneggiano le entrate di Silvio Berlusconi, paperone del Parlamento italiano, che ha guadagnato 35 milioni di euro. Pochi per il suo standard. Anche lui è risentito della crisi, visto che ne ha persi ben 13 rispetto al 2010. Va detto comunque che l'ex premier ha portato all'erario ben 15 milioni di euro in tasse. Bisogna uscire dai confini veneziani per trovare redditi da favola come quelli di Maurizio Paniz, 1.400.000 euro, e Niccolò Ghedini, 1.100.000 euro, i legali di Berlusconi. Entrambi hanno guadagnato di più del presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti, con 1.092.000 euro. Sono nella media invece Angelino Alfano con 184.000 euro, seguito da Antonio Di Pietro con 174.000 euro, un po' più poveri il numero 1 della Lega Roberto Maroni
a quota 162.000 euro, e Umberto Bossi, che sale invece di posizioni rispetto all'anno scorso con un reddito imponibile pari a 161.000 euro. Quasi sull'orlo della soglia di povertà, si fa per dire, il leader del PD, Pierluigi Bersani, con 137.000 euro, e il numero 1 dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, con 116.000 euro. Tornando a Venezia, redditi simili sono stati dichiarati da Delia Murer, 119.000 euro, per Paolo Baretta, 122.000 euro, e Corrado Callegari, 123.000 euro. È un movimento in forte espansione. E ora le notizie della cronaca nera. Approfittava dell'autobus TVO che porta gli studenti a scuola lungo la tratta Treviso-San Donà di Piave per masturbarsi davanti alle ragazze, e alcune erano minorenni. Un operaio di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Donà di Piave per il reato di atti osceni. L'uomo saliva a Treviso e scendeva a Fossalta di Piave. È stato notato 2 volte. La terza volta è stato bloccato da un controllore della TVO in Borghese. E ancora un'altra notizia di cronaca nera: scoperta una truffatrice seriale nella riviera del Brenta. I carabinieri della stazione di Vigonovo hanno denunciato una 25enne di origini sinti di Dolo per tentata truffa, sostituzione di persona. La donna è stata fermata mentre stava per acquistare un Rolex del valore di 4.000 euro con un assegno rubato e fornendo false generalità. Nella sua abitazione sono state trovate le prove di altre truffe, andate queste a buon fine. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalla provincia di Venezia, Treviso e Padova. Tra le altre cose parleremo di auto, cinema e matrimoni. Miranese sempre più multietnico, in particolare Scorzè, dove nel 2012 sono arrivati ben 81 immigrati, e Spinea con 90 nuovi residenti stranieri. Stabile Mirano, mentre aumentano di 51 unità gli stranieri a Santa Maria di Sala. Notaio prenotato fino ad aprile per il testamento biologico. Succede a Marcon, dove il comune offre la possibilità di lasciare per iscritto le proprie volontà in caso di grave malattia. Il servizio è gratuito, si paga solo una marca da bollo da 14 euro. Mercato dell'auto a picco nel Trevigiano. Il 2012 ha registrato meno 20,66% di immatricolazioni rispetto al 2011, un calo di poco superiore alla media nazionale, in sofferenza tutte le case automobilistiche tranne Land Rover, Lexus, Dacia e Kia. La crisi colpisce anche i cinema della Marca, ne risentono soprattutto i multiplex, 70.000 biglietti in meno nel 2012, segno più invece per le sale di città come l'Edera di Treviso o il Manzoni di Paese, vincenti per le proposte d'essè e perché più facilmente raggiungibili. Quasi un quarto di incidenti in meno sulle strade del Campo San Pierese. Nel 2012 la polizia locale ha rilevato 210 incidenti contro i 273 del 2011. Diminuiti i morti, i feriti e i danni. L'ora critica va dalle 12 alle 13. Dicembre, il mese con più sinistri. Boom di matrimoni religiosi nel 2012 a Ponte San Nicolò. L'anno scorso i parroci del comune hanno benedetto ben 44 nozze, a fronte di soli 25 matrimoni celebrati dal sindaco. Nel 2011 erano quasi pari, 28 le cerimonie civili, 29 quelle religiose. E ora parliamo di una manifestazione sportiva a carattere benefico che debutta domenica in centro storico. Si tratta del primo Memorial Luciano Costalunga. Sentiamo. Il presidente Roberto Turetta sarà il portiere, il consigliere Marco Zuanic giocherà in difesa e Sebastiano Costalonga vestirà l'impegnativa maglia numero 10. A questo schieramento di eccellenza si aggiungeranno anche tanti altri volonterosi dilettanti decisi a smettere per qualche ora il loro ruolo istituzionale e a concedersi il divertimento di una partita a calcetto. L'appuntamento è per domenica 3 marzo a Venezia con il primo Memorial Luciano Costalonga, torneo di calcio benefico dedicato a un personaggio di spicco dello sport veneziano scomparso il 6 dicembre scorso.
Il torneo prenderà il via alle 14:30 sul campo in erba sintetica di Sant'Alvise, con la partecipazione di 8 formazioni che si sfideranno in nome dell'indimenticabile Ciano, presidente della Remiera Canottieri Canareggio e socio fondatore della società sportiva alvisiana. A contendersi la vittoria Vecchie Ossa Alvisiana Muranese, Vecchie Ossa All Stars, i consiglieri comunali in divisa oro granata, la polizia penitenziaria locale e municipale, i carabinieri, una selezione rialto con varie attività della zona e ancora avvocati e commercialisti veneziani. Il campo sarà diviso a metà, con partite in contemporanea 6 contro 6 con le regole del calcio a 5. L'incontro è organizzato dal gruppo Vecchie Ossa Venezia, ovvero ex giocatori degli anni 70 e 80, in collaborazione con Laguna Venezia 2011 Comune e Provincia, e servirà a raccogliere fondi per la mensa Betania di Canareggio, che da 32 anni distribuisce pasti caldi a chi ne ha bisogno. L'invito è dunque rivolto a tutta la cittadinanza affinché la partecipazione sia numerosa e sentita. Sarà una gran giornata di festa e solidarietà sulla quale splenderà sicuramente il sole. In alcuni paesi di campagna sopravvive l'usanza di battar marzo, di andare cioè in giro a far baccano per scacciare l'inverno e invocare il risveglio della primavera. Sentite quanto chiasso sono riusciti a fare tutti assieme gli adulti e i bambini di Caselle, frazione di Santa Maria di Sala, la notte scorsa. Chi si fosse trovato a passare per il centro di Caselle l'ultima sera di febbraio si sarebbe probabilmente chiesto il perché di tanto chiasso, un baccano non casuale ma ripetuto e insistito, prodotto con strumenti oltremodo rumorosi, pentole e coperchi, barattoli e bidoni e poi fischietti, bastoni e raganelle. Un battimarzo così non si era davvero mai sentito. Piccoli e grandi ci hanno dato dentro, picchiando a più non posso verso il cielo. Questa sera si batte marzo, cioè praticamente è l'evento che una volta nel mondo contadino risvegliava un pochino quelli che erano i momenti della primavera. Il fare chiasso voleva dire spegnere un pochino le cattive intenzioni dell'inverno con tutto un percorso che praticamente scacciava le cattive intenzioni dell'inverno e risvegliava un pochino il grande patrimonio della primavera. Come se si spazzasse via l'inverno e venisse la primavera. Adesso con l'arrivo della nuova primavera la natura rinasce, nuova energia si esce dalla terra e l'uomo stesso ne risente i benefici. Ecco, noi con questa tradizione facciamo del rumore per scacciare le paure che durante l'inverno hanno preso forma, i nostri timori, le nostre incertezze. Adesso siamo pronti ad affrontare un nuovo anno pieni di energia, pieni di buona volontà. Ecco così per darci coraggio uno con l'altro. Sono 5 anni che l'usanza del battimarzo viene rievocata, sempre con qualche novità e con una partecipazione sempre maggiore. Quest'anno un imponente corteo di biciclette, appositamente munite di coda sonora, ha circolato per le vie del paese al seguito di un carro allegorico, trasformato per l'occasione in una vera e propria fucina dello strepito. Adesso ogni anno stiamo sempre meglio, sempre più attrassare, sempre più divertente per far divertire i piccoli e anche i grandi, perché è una festa fatta così, tanto per fare un po' di confusione, di baldoria, tanto per così da fare. Non andavamo in giro con un carro così, andavamo in giro con dei coperchi di tegole, di pignate e vasi vuoti, insomma, con i bastoni li impiccavamo al collo e battavamo marzo per tutte le strade del paese. Insomma. Andavamo a battere marzo l'ultimo giorno di febbraio e l'1 e 2 marzo per buttare fuori le vecchie cose e chiamare le nuove. Per il tempo, insomma, ecco, c'era una tradizione
per chiamare il bel tempo, battere marzo. Se qualcuno dormiva, con tutto questo fracasso si sarà sicuramente svegliato di botto. L'importante è che a risvegliarsi sia la primavera. In suo onore, Caselle ha concluso la serata di festa lanciando in cielo razzi, mortaretti e fuochi d'artificio. La notte stellata ha sorriso, con la promessa di portare a tutti momenti migliori. E ora la consueta rubrica, lo zoom del Gazzettino, in cui analizzo negli studi di Radio Venezia le notizie della settimana, e anche questa settimana lo farò con Tiziano Graziottin. Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin, come quasi tutti i venerdì per lo zoom del Gazzettino. Allora, le notizie della settimana. Beh, siamo reduci dal terremoto di ieri, l'inchiesta della Guardia di Finanza sulla Mantovani, e devo dire che insomma è un'inchiesta che sta facendo tremare parecchie società e parecchi interventi edilizi a Venezia, no? Beh, certo, anche perché è stata una conferenza stampa in cui, diciamo, non sono stati lesinati i particolari, la parte della Guardia di Finanza e della Procura, che mi pare hanno teso a sottolineare, insomma, come a livello probatorio, a livello di indizi ci siano delle carte da giocare, ovviamente per quanto riguarda gli inquirenti, di una certa consistenza, carte appunto che proverebbero un forte giro di fatture false. Si parla addirittura di una cifra intorno ai 20 milioni, anche se poi sarà dimezzata per effetto della prescrizione, ma questo è un elemento tecnico, insomma. Però diciamo flussi di denaro consistente che venivano fatti figurare in uscita, ripeto, secondo quanto asseriscono i finanzieri, e che in realtà poi rientravano in nero in forma di liquidità, e quindi tutto questo chiaramente va a creare una frode fiscale consistente, e poi, come diciamo in sottordine, anche una creazione di fondi neri che poi, come è stato appunto detto abbastanza esplicitamente ieri, possono essere utilizzati per vari usi, comprese anche le tangenti, anche se va detto che su questo per il momento non ci sono riscontri, però diciamo che è una fase 2 che potrebbe aprirsi dopo che la fase 1 sembra, appunto, ripeto, molto forte nelle mani degli investigatori, tanto è vero che più volte ieri è stata usata l'espressione di prova regina relativamente ad alcune intercettazioni. Insomma, tutto questo comunque, come dicevi, sicuramente un terremoto per Venezia, perché insomma la Mantovani è una potenza che ha fatto quasi tutti i grandi lavori, le grandi opere pubbliche in città, e non solo. Parliamo soprattutto li sta facendo, quindi c'è anche il rischio che si blocchino. Certo, l'ospedale di Mestre, fatto il project financing, il MOSE, il passante di Mestre è finito, ma il tram in corso, e quindi ovviamente ci sono grandi opere legate a questa azienda. L'arresto di un personaggio come Pier Giorgio Baita è destinato ha fatto rumore, e molto altro ne farà anche in futuro. E poi l'altro aspetto che direi ha colpito è come gli inquirenti hanno snocciolato l'elenco delle altre società, altre aziende che in qualche maniera hanno un riflettore acceso, diciamo col sospetto che anche loro si siano riferiti a questa società di San Marino per fare tutte queste operazioni. Tra le quali anche Autorità Portuale, Tesis, insomma società veneziane. Quindi, e poi è emerso anche che il Mantovani è coinvolto nell'Expo di Milano, quindi anche questo sarà poi un altro forse fallone dell'inchiesta, ma vedremo, insomma, no? Altre notizie, insomma, le elezioni è stata una settimana abbastanza dura, devo dire, dal punto di vista delle notizie. Un commento sulle elezioni bisogna farlo, insomma, il PD che trema, perché insomma il Movimento 5 Stelle gli ha portato via un po' parecchi consensi.
Sì, beh, come abbiamo scritto sul Gazzettino, si è dimostrato che l'episodio di Mira di un anno fa, la vittoria clamorosa, Mira è stato con Parma uno dei 2 grandi comuni a livello italiano conquistato dal Movimento 5 Stelle, non era appunto un episodio, era solo, come dire, una scossa che annunciava un terremoto ben consistente, che è quello che poi abbiamo visto in questi giorni. Direi che possiamo dire che il Venezia e la provincia sono un po' la punta di diamante del Movimento 5 Stelle in questo momento, perché appunto dopo la vittoria di Mira i risultati del Movimento 5 Stelle a Venezia e provincia sono stati consistenti, è la prima provincia a livello veneto per, diciamo, adesione al progetto di Beppe Grillo, e questo avrà conseguenze anche nel breve periodo probabilmente, perché si vota in 2 comuni grossi come Martellago e soprattutto come San Donà, dove evidentemente questa onda grillina potrebbe portare a grossi cambiamenti. Sappiamo che, tra parentesi, San Donà è stata con la vittoria della Zaccariotto ormai 9 anni fa, è stata una delle punte di diamante invece del trionfo leghista. Il vento effettivamente è molto cambiato e potrebbe essere tra 2 mesi, chissà, un grande elemento di rafforzamento del Movimento 5 Stelle. Però va detto che in questo momento Grillo è chiamato a un grande banco di prova e già comincia a dividersi il movimento sulla sua scelta di non appoggiare, di non dare la fiducia al PD. Quindi voglio dire, la cosa è in evoluzione, quindi nei prossimi mesi potrebbe anche non essere tutto come adesso, insomma. In politica il vento può cambiare in fretta su questo, però diciamo che le elezioni, magari tra un anno potremo fare altri discorsi, però con le elezioni così tra 2 mesi è difficile che un elettore che ha le politiche ha votato 5 Stelle, anzi nell'attuale situazione di insoddisfazione e di protesta, io credo invece che potrebbe alimentarsi questa onda. Va bene. Senti, un'altra notizia, l'ultima, segnali di atteggiamenti malavitosi e mafiosi nel Sandonatese di nuovo. Sì, nel Veneto orientale, purtroppo ne avevamo già parlato di situazioni di questo tipo. Ora abbiamo registrato anche sul Gazzettino domenica e ieri 2 casi di escavatori, di ruspe diciamo così, finite, gettate in un canale e distrutte di fatto, perché parliamo di danni da 100.000 euro per le ditte proprietarie di queste macchine, ed evidentemente ci si interroga su cosa c'è dietro. C'è chi arriva a dire ma potrebbe essere una banda di tipo ragazzacci, però insomma sembra una visione e una spiegazione un po' semplicistica rispetto a dei fenomeni così gravi, anche proprio per il danno che viene procurato. In realtà sappiamo che gli investigatori stanno ragionando anche su possibili forme di intimidazione, proprio delle minacce vere e proprie, e quello che spaventa, come abbiamo già detto e scritto altre volte, è quello che potrebbe stare dietro a queste azioni. Va bene, vedremo un attimo come andrà nei prossimi mesi e speriamo davvero che non sia un campanello d'allarme così drammatico. E concludiamo qui allora la rubrica di oggi, noi ci vediamo venerdì prossimo e per telefono ci sentiremo per la nostra rubrica Qui Redazione. Arrivederci. Siamo quasi al termine del nostro telegiornale, vediamo le previsioni del tempo nel dettaglio nei prossimi giorni. Fase iniziale di tempo moderatamente perturbato, seguito da tempo stabile e soleggiato, rischio di nebbie in pianura. Sabato 2 marzo, ancora stabile e soleggiato, valori termici stazionari. Domenica 3 marzo, cielo sereno con ottima visibilità, massime in lieve aumento. Lunedì 4 marzo, condizioni generali di bel tempo, venti deboli, mare quasi calmo. Martedì 5 marzo, cielo sereno o poco nuvoloso, massime in lieve aumento. La marea di sabato 2 marzo è normale. La massima alle 13:20 35 cm, la minima alle 19 meno 10 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguiti, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata.